Il ponte sullo stretto di Messina non è una priorità, è la frase lapidaria pronunciata dal ministro dello sviluppo economico Corrado Passera, ospite di Radio 1 Rai. Passera poi ha precisato il suo pensiero così: non c'è una scelta definitiva, ma io non lo considero tra le infrastrutture prioritarie a cui dedicarci. Immediata la replica del suo predecessore Altero Matteoli, secondo cui l'annuncio odierno è arrivato dopo 8 mesi di studi e di riflessioni sul ponte sullo stretto. L'idea che il ponte non venga ritenuto prioritario è un grave errore e dimostra che il ministro e il governo non siano lungimiranti e abbiano una visione ragionieristica e apolitica sulle infrastrutture. Infine Matteoli si chiede se Passera abbia verificato l'entità del danno che deriverebbe al bilancio dello Stato in caso di stop dell'opera per le penali da pagare alle imprese che dovrebbero realizzare il ponte. Al di là delle polemiche, ricordiamo che l'Unione Europea recentemente ha dichiarato non prioritario il ponte sullo stretto di Messina, che sinora gli unici lavori di cui si attraccia sono quelli dello spostamento di una sede ferroviaria per fare spazio ai futuri cantieri, e che il primo incarico per studiare il progetto di un ponte tra la Sicilia e la Calabria risale al 1866. Presidente del Consiglio il generale Alfonso La Marmora, ministro dei lavori pubblici Stefano Iacini, e sono passati quasi 150 anni.